Ho comprato 2 computer presso un negozio specializzato di Marcon, credendo di acquistarli. Era il 2006 quando il signor Barbato ha acquistato i 2 computer e ha fatto, su proposta del commesso del negozio, un contratto di finanziamento di 12 mesi a tasso agevolato. Barbato ha pagato regolarmente le rate fino al 2007, anno di chiusura, pensava lui, del finanziamento per l'acquisto. Poi, a distanza di anni, la sorpresa, più che un acquisto, era un noleggio. A novembre di quest'anno mi è stato recapitato un'ingiunzione dal Tribunale di Cuneo con il quale mi si chiede il pagamento di una grossa somma di denaro, in quanto io avrei trattenuto per tutti questi anni, dal 2006 data di acquisto a tutt'oggi, il computer, e l'avrei trattenuto illegittimamente, in quanto io avrei firmato un contratto al noleggio, non all'acquisto. La ditta che avrebbe noleggiato il computer di Cuneo ora chiede la riscossione. Il signor Barbato è arrivato all'ingiunzione di pagamento, l'ammontare è rilevante, si parla di oltre 10.000 euro. La somma pattuita per il computer e che io ho pagato a rate era quella effettivamente del costo del computer. Cioè, si immagini, io vado a noleggiare un computer pagandolo per intero per un anno soltanto. Mi sembra una cosa veramente assurda, insomma. Barbato si è immediatamente rivolto ad un avvocato che ha subito presentato davanti al Tribunale di Cuneo un atto di difesa. Sosteniamo che il signor Barbato è stato tratto in inganno nella sottoscrizione di questo contratto e per cui stiamo chiedendo l'annullamento del contratto per dolo. Un vizio del consenso quantomeno. Sicuramente non avrebbe mai firmato quel contratto se avesse saputo che cosa stava firmando. Ma mai ho pensato che firmando quelle carte in effetti avrei firmato un contratto al noleggio. Quello del signor Barbato non sembra essere l'unico caso nel veneziano. Altri avvocati hanno avviato analoghe procedure, ma addirittura sarebbero centinaia i casi del Veneto e da altre regioni del nord. Tutti con la identica modalità operativa. Tutti si sono recati in questo negozio per acquistare un computer. Si tratta tutti di professionisti, quindi di geometri, piuttosto che anche un avvocato è stato coinvolto nella vicenda. Un contratto di difficile interpretazione e lettura. I caratteri sarebbero scritti così in piccolo che l'avvocato ha dovuto ingrandire il medesimo più volte per poterlo leggere. Oltre all'azione davanti al Tribunale di Cuneo è stata presentata una denuncia a querela alla Procura di Venezia e adesso attendono che la magistratura verifichi il tutto.